Sì, d'altronde io ho un carattere difficile, quando prendo un impegno lo mantengo, non sono per le mezze misure, ho fatto della politica un'etica, anche di vita, e non sono tanto per i compromessi, in politica invece questo è un peccato mortale, e soprattutto non sono per i compromessi a ribasso. Sono sempre stato convinto che il compromesso sia un punto più alto fra i due di partenza. Invece la tendenza è quella della mediocrità. Io non voglio ovviamente appartenere a questo. Ecco, c'è chi dice che il problema stia dietro le rotonde stradali e lei si sarebbe inimicato alcuni sindaci e di conseguenza poi ci sarebbero queste ripercussioni. È così? Ma io vorrei sperare di no, perché che un intero Consiglio ponga la questione della mia fiducia per aver negato una rotonda, tra l'altro ovviamente mica perché me la sono inventata io, ma perché ci sono dei dettami normativi a cui tutti noi ci dobbiamo attenere, darebbe la misura, come dire, anche di dove siamo arrivati politicamente. Ecco, adesso cosa succede anche per quanto riguarda la sua posizione all'interno del partito? Ma non lo so, io mi atterrò scrupolosamente alla volontà di Roberto Maroni, di Flavio Tosi e di Bragantini, perché a me quello che interessa ovviamente è il parere dei militanti e su questo, come dire, data l'abbraccio che ho avuto in questi 2 giorni, non ho, come dire, non ho problemi. I vertici del partito diranno che posizione io dovrò mantenere. Ovviamente non mi interessa il voto di alcuni consiglieri spennacchiati che cercano con quel poco di ruolo che gli è rimasto di mettermi in difficoltà. Quello non mi interessa.